Certamente, assolutamente. A più tardi. Terza corsa di Cesena è la seconda prova del Tommaso Grassi Award, riservata agli under 35, sono 10 al via, questa volta tutti i driver hanno la possibilità di salire in sediolo, 1 Zelly Grab, 2 Shark Attack, 3 Blanca Cash, 4 Art Mail, 5 Uragano Spritz, 6 Aruba Cup, in seconda fila 7 Striker, 8 Beethoven Griff, 9 Ultras Griff, 10 Aleph Lux. L'allineamento è completato, la macchina entra in retta e li lascia con veloci numeri esterni, e sono Uragano Spritz ed Aruba Cup che si giocano la testa della corsa, con Uragano che scende allo steccato, Aruba che insiste al largo, e già all'imbocco della prima piegata è in vantaggio. Superato lo scoglio del 6, Aruba Cup e Dario Di Maio controllano la situazione. In seconda posizione Uragano Spritz a precedere Blanca Cash, quindi Shark Attack, mentre di fuori è rimasto Beethoven Griff. Avanza in terza ruota Aleph Lux che va a portarsi allo scoperto. Terza briglia esterna per Ultras Griff, 400 che se ne vanno in 29,9. Arriva Aleph Lux a diretto contatto con Aruba Cup che ha rallentato ovviamente il ritmo. Cerca di gestire i parziali. Secondo la corda è sempre Uragano Spritz a precedere Blanca Cash. La seconda pariglia al largo per Beethoven Griff che precede Ultras Griff. E quindi ancora il 4 di Art Mail. Alla retroguardia c'è Striker che chiude lungo i birilli, Zelly Grab. La metà gara se ne va in 1-1 e 2. Sempre Aruba Cup in vantaggio, alle Flux di fuori. Poi allo steccato Uragano Spritz, quindi Blanca Cash. La mossa in mezzo alla pista almeno accennata è quella di Ultras Griff. A 600 metri dalla conclusione il chilometro se ne va in 1:16,8. Sposta anche Beethoven Griff che dà il parziale, affianca Aleph Lux. Intanto però la leader Aruba Cup sembra ancora controllare, deve andare in quarta ruota Ultras Griff, 14,2 la retta di là, allunga ora di scatto Aruba Cup che guadagna margine nei confronti di Aleph Lux che può scendere allo steccato avanti ad Uragano Spritz. In mezzo alla pista arriva Ultras Griff che sembra la minaccia principale per Aruba Cup che cerca di mettersi al riparo a 200 dalla conclusione. Aruba in vantaggio, Aleph di dentro, al largo arriva forte Ultras Griff. Aruba Cup che nel finale vince nettamente con Dario Di Maio. Al secondo posto è Ultras Griff, al terzo Aleph Lux. 29,2 la chiusa, 1:14,7 il ragguaglio cronometrico, conferma la forma super Aruba Cup con Dario Di Maio in sediolo per il training di Walter D'Ambrogio, i colori del signor Simone Veneruso, il lavoro del team Cioce dietro le quinte, la vittoria nettissima della figlia di Ideale Luis che vediamo primeggiare sul palo. Secondo posto ancora una volta per Filippo Gallo con Ultras Griff, poi al terzo Aleph Lux, al quarto dovrebbe esserci Shark Attack su un nugolo di rivali finiti in fotografia.